Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso. La cucina italiana è patrimonio dell'umanità. Che cosa cambia per voi? Ma intanto un grande risultato che premia in primis i produttori, perché se la cucina è quella che è oggi, perciò una delle eccellenze delle cucine mondiali, è grazie alle materie prime che tanti bravissimi produttori agricoli producono in tutta Italia. Questo è un premio che va appunto a queste eccellenze che tutto il mondo ci invidia e purtroppo tutto il mondo ci copia. Speriamo che questo grande risultato faccia sì che possa difendere ulteriormente da tutto quello che è il falso Made in Italy che danneggia le nostre aziende. Perché se andiamo a vedere in tutto il mondo o formaggi o i salumi o la pasta vengono imitate e questo sicuramente devia i consumatori da quello che è il prodotto originario italiano, che è unico al mondo. Ecco, appunto, tutela. Adesso bisogna continuare a tutelare questi prodotti e tutelare ancora di più la cucina italiana. Ma sicuramente con questo riconoscimento si sarà ancora più forte nei confronti degli stati dove si abusa delle imitazioni, in modo che nel mondo si mangi veramente il Made in Italy, che come abbiamo visto è unico per tutte quelle eccellenze che vanno appunto dai formaggi ai salumi, al vino, a tutte i pomodori, tutto quello che oggi la produzione italiana propone e esporta nel mondo, e che è un grande patrimonio che finalmente è stato riconosciuto.